Cambio della guardia ai vertici dei Vigili del Fuoco di Venezia. Se ne va l'ingegner Ennio Aquilino, comandante provinciale, che si è già insediato nel comando di Napoli. Resterà reggente per qualche altro giorno in laguna, ma ha già avuto occasione di salutare colleghi e autorità che hanno collaborato con lui in questi ultimi 2 anni. Aquilino, che vanta una grande esperienza in tutto il paese, ha parole di elogio per il personale veneziano. Però devo dire che i colleghi di Venezia, dovendo mettere un voto in pagella, sono sopra la media. Qui tra l'altro soffriamo un pochino di carenza di organico, quindi c'è anche un impegno più ampio rispetto all'ordinario e hanno sempre saputo corrispondere al meglio, ma tutti, devo dire, dagli amministrativi ai funzionari al personale operativo, veramente un'eccellenza, quindi sono orgoglioso di essere stato per 2 anni e mezzo il comandante di Venezia e di questi uomini, averli potuti in qualche modo rappresentare. Venezia e il suo territorio vivono di situazioni irripetibili e anche i rapporti con le istituzioni devono funzionare alla perfezione perché tutto si svolga senza intoppi. Si è riusciti a operare su questioni anche su nodi intricati che da anni erano insoluti, come il casinò del Lido, che era una problematica che non si riusciva a risolvere, a tutte le operazioni che abbiamo fatto sulla prevenzione incendi, sul Palazzo Ducale, sul Palazzo Reale, la questione del GPL di Chioggia, che è sempre agli onori della cronaca, però insomma non abbiamo mai sentito la distanza dalle altre istituzioni. Tempo di fare le valigie quindi e anche tempo di bilanci, con un augurio per il futuro immediato nella sua nuova sede operativa. Dovendo fare un bilancio, veramente un bilancio estremamente positivo, spero che a Napoli di trovare la stessa cosa, ma si dovranno impegnare per essere a livello di quello che ho trovato a Venezia.